Siamo qui con Giampaolo Palazzi, presidente nazionale dell'ANAP, una specie di ospite fisso ormai di tutti gli eventi dell'ANAP regionale Veneto, che in realtà è una delle più attive. Diciamo che l'ANAP è attiva in molte regioni d'Italia, però il Veneto insomma ha una spinta particolare e in quest'anno per esempio presenta una bella analisi sull'accesso ai servizi sanitari. Sì, partecipo molto volentieri a tutte le manifestazioni, in modo particolare perché ormai al di là dei rapporti istituzionali c'è poi una vera e propria amicizia con i presidenti provinciali e regionali, quindi ad ogni invito cerco di dare delle risposte cercando di essere presente. Sono presente non solo qua in Veneto, ma come lei ha detto giro parecchio. Già altre regioni, la Lombardia e il Piemonte, hanno fatto queste manifestazioni regionali e ho cercato nelle mie modeste possibilità di dare il mio contributo. Un contributo sicuramente attivo, perché io credo in questo Confartigianato, in modo particolare in questa ANAP, e naturalmente in ogni realtà si parla per maggior parte di sanità. Infatti, proprio perché rappresento il mondo degli anziani, il nostro problema principale è quello di star bene dopo aver lavorato tanti anni. Per poter stare bene abbiamo bisogno, necessità che la sanità funzioni. Ecco che allora, come lei ha anticipato, questo convegno di stamattina che parla di questa rivoluzione che c'è in atto, o meno che si vuole mettere in atto qua in Veneto, è una cosa che viene seguita a livello nazionale dal punto di vista politico, ma anche noi che siamo molto più modesti, però stiamo molto attenti perché, come è stato indetto nelle varie relazioni e scritto anche nei giornali che ho potuto leggere in questi giorni, ad un certo momento c'è una massima attenzione a questo cambiamento. Non è certamente una novità assoluta, perché io vengo da un'altra regione, dall'Emilia Romagna, dove da tanti anni ormai per ogni provincia al massimo ci sono 2 aziende sanitarie, ma proprio venendo da Modena, proprio in questi giorni stanno discutendo, e lo dovrebbero fare entro la fine dell'anno, un'azienda solo da 2 passare a 1. Perché questo discorso di unire? Innanzitutto perché così la situazione dovrebbe essere in teoria più sotto controllo, dal punto di vista che ci sono anche meno persone a seguirla, almeno dovrebbe essere così. Se pensassi diversamente, mi viene voglia di pensarlo, credo che sia un poltronificio fino adesso, e il fatto di calare il numero delle aziende sanitarie mi pone un quesito che, lo dico a voce alta, poi questa gente cosa andrà a fare? Ecco, di primo chito mi viene a dire s'arrangerà, e deve arrangiarsi, perché noi che veniamo da un mondo imprenditoriale e dopo tanti anni di lavoro autonomo che ci siamo dati da fare, che abbiamo cercato di fare la nostra parte, curando tutti sicuramente i nostri interessi, ma cercando di farli, mantenendo la nostra famiglia, mantenendo le famiglie dei nostri dipendenti, ad un certo momento, quando non ce la facevamo, dovevamo prendere delle decisioni drastiche e quindi tagliare i dipendenti, ma nel caso del mondo artigianale è sempre stato molto, molto difficile da questo punto di vista, ma invece sotto lo Stato, sotto le regioni, sotto le province, sotto i comuni, questo non succede. Invece deve incominciare a succedere perché ad un certo momento anche questa legge di stabilità, che ha visto il nostro Presidente del Consiglio sbandierare 1000 cose e all'indomani, dopo 15 giorni, sbandierarne 999, cambiarle 999, mi viene solo in mente la legge che è stata cambiata ieri, cioè il decreto è stato cambiato ieri, da 3.000 euro che si potevano spendere, ad un certo momento siamo tornati ai 1.000 euro. Sembrano poche cose, ma per il mondo dell'artigiano, il mondo del commercio, avere la possibilità di spendere dei soldini diretti, senza la carta di credito, senza avere il discorso che gli anziani purtroppo la vivono questa brutta realtà, credo che sia un passo indietro notevole, lungimiranza prima, e poi ad un certo momento vuol dire se si è steso in
interessi di partito, e questo non va assolutamente bene, e quindi questa cosa potrebbe succedere anche in Veneto. Ecco che la mia denuncia voglio che sia molto chiaro. Questi signori che, tra virgolette, nel giro di 2 o 3 anni, perché poi la riforma ci vorrà un po' di tempo per metterla in atto, questi signori dovranno, che vengano tagliati, dovranno arrangiarsi, dovranno trovare un altro posto di lavoro se sono ancora giovani, se non hanno la pensione, perché non può il sistema continuare a pagare con i soldi nostri, anche che siamo tassati anche da pensionati, e tutti ne chiedono, e ogni qualvolta c'è una riforma, ogni qualvolta tutti gli anni la legge di stabilità, per prima cosa si parla di pensione. Io voglio solo buttare lì, Boeri. Ma chi è Boeri? Cioè, cosa vuole fare da grande questo Boeri? Che era in comune a Milano, era assessore a Milano, l'hanno cacciato via, e per premio l'hanno fatto presidente dell'INPS nazionale, e sta facendo dei discorsi, e di questo mi preoccupo, perché poi da presidente nazionale anche dei pensionati sta facendo degli sfracelli, o sta cercando di proporre degli sfracelli per chi sta venendo dopo di noi, cioè per quelli che andranno in pensione dopo di noi. Ad un certo momento queste sono le cose che dal nazionale si devono sentire e devono essere denunciate forte e chiaro. Ad un certo momento che applicano una volta per tutti, non a chiacchiere, quello che le aziende, quello che gli artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti hanno fatto nella loro vita. Buon senso, saggezza, e quando è ora si taglia.